Al via da oggi la campagna elettorale per il voto alle nazionali per la Camera e il Senato, che quest'anno vedrà il numero dei parlamentari ridotto sensibilmente. Il Rosatellum, questo è il nome dato alla legge elettorale con cui si andrà a votare, vedrà un sistema elettorale misto tra maggioritario e proporzionale. 146 saranno eletti alla Camera deputati con il maggioritario, nei collegi uninominali vincerà il più votato. Al Senato i rappresentanti eletti saranno 70 con il maggioritario e 126 con il proporzionale. La Sicilia passa così da 77 parlamentari eletti attualmente, si va a 48 tra deputati e senatori, in particolare 32 alla Camera e 16 al Senato, dove oggi sono 25. Altro ostacolo che i partiti dovranno superare è lo sbarramento. Per quelli che corrono da soli bisogna superare il 3%, mentre quelli che correranno in coalizione superare il 10%. Tra gli aspiranti delle liste che concorreranno a un seggio a Roma e in Sicilia sono Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Noi Moderati, con riferimento al siciliano Saverio Romano, Partito Democratico, Impegno Civico, riferimento a Di Maio, Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle di Conte, Azione Italia Viva di Calenda e Renzi, Sud chiama Nord, De Luca sindaco d'Italia, Italexit di Paragone, Unione Popolare con De Magistris, già sindaco di Napoli, e Forza Nuova. Intanto vediamo gli agrigentini che aspirano ad andare a Roma. Nel partito di Silvio Berlusconi Forza Italia troviamo l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Nel PD al numero 2, dopo Giuseppe Provenzano, troviamo Giovanna Iacono, originaria di Santa Elisabetta, militanti da anni nel partito. Nella Lega di Salvini c'è anche l'europarlamentare delicata Annalisa Taldino, il deputato regionale Carmelo Pullara e altre new entry, l'anarese Gera Destro, dottoressa geriatra. Per il Movimento 5 Stelle l'ex sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina a capeggiare la lista, seguito dall'onorevole Giuseppe Perconti di Bivona, attualmente componente della Commissione Attività Produttiva. Per il partito di Renzi e Calenda, in corsa originaria di Cammarate è Cristina Scaccia, mentre per la formazione che fa riferimento a Clemente Mastella, Noi di Centro, correrà l'imprenditore Ignazio Cutrò, testimone di giustizia. Tra i nomi agrigentini in corsa c'è il leader di Fratelli d'Italia nella nostra provincia, Lillo Pisano. In campo per un posto per il collegio di Agrigento, uno nominale UO5, al sindaco di Sambuca di Sicilia Leo Ciaccio, il parlamentare in carica Filippo Perconti di 5 Stelle. Per la circoscrizione Sicilia 1 plurinominale Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo, in corsa anche l'agrigentina Maria Bellavia, per il Movimento 5 Stelle al quarto posto. Per l'Unione Popolare di De Magistris c'è Antonia Monreale, originaria di Favara e impegnata nel sociale. Per il maggioritario collegio di Gela, in campo anche l'ex sindaco di Campobello di Licata, avvocato Michele Termini, per la lista Azione Calenda Renzi. Altro in corsa è il professore Giuseppe Arnone di Favara, rappresentante della Fondazione Italiani in Europa, candidato alla Camera per il collegio Estero Europa.